Buongiorno a tutti, sono Paolo Ruggeri, sono presidente dell'associazione Luciano Vincenzoni che organizza per l'ottavo anno il concorso riservato ai giovani soggettisti e compositori di colonne sonore di musiche per film. Innanzitutto vorrei ringraziare chi ci ospita, la Regione, Veneto Film Commission, che oltre ad ospitarci ci sostiene anche economicamente nel progetto, il Comune di Treviso, che è l'altro partner importante pubblico della nostra iniziativa. Oggi non è qui con noi l'assessore Lavinia Colonna Preti, l'assessore alla cultura del Comune di Treviso, che ha sempre sostenuto il nostro progetto e il concorso. E non dimentichiamo i privati, perché senza i privati e senza le aziende comunque queste iniziative farebbero fatica a sopravvivere. In particolare un'azienda di abbigliamento che mi piace citare perché è partner storico dell'associazione Vincenzoni. L'azienda si chiama Ape Partners e vende abbigliamento giovane con il marchio Parajumper. Ottava edizione, 8, 91, 11, non sono un terno all'otto, ma sono i numeri del concorso di quest'anno. 8 perché è ottava edizione, il concorso, la prima edizione si è tenuta nel 2015, 8 anni, l'anno prossimo sarà l'anniversario, il decennale della scomparsa di Luciano Vincenzoni e organizzeremo sicuramente qualcosa per questo evento, per ricordare questo grande personaggio. 91 perché 91 sono i soggetti pervenuti, sono da tutta Italia, il che ci dà un'idea della valenza nazionale del concorso. Il concorso Vincenzoni ha due aspetti, un aspetto nazionale ed uno locale. Quello nazionale perché i soggetti, come anche le partiture peraltro, i soggetti provengono da tutta Italia. Direi che il Veneto è forse una delle regioni meno rappresentate, ci sono solo quattro soggetti pervenuti dal Veneto, ben 20 da Roma, ma questo non sorprende perché comunque Roma è certamente, lo sappiamo tutti, la capitale del cinema italiano. Percentuale più alta maschile, 62 soggetti sono a firma di maschi e i rimanenti di donne. Direi interessante la partecipazione, ormai sono alcuni anni che la partecipazione si attesta intorno al centinaio di soggetti, con una punta in particolare l'anno del Covid, del lockdown più duro, in cui siamo arrivati a 120 soggetti, ma probabilmente perché molta gente, molti ragazzi a casa, si sono trovati a casa e quindi ne hanno approfittato per inviare il loro lavoro. Chi sta facendo la selezione? Sta facendo la selezione una giuria di professionisti del mondo del cinema, presieduta da Cecilia Valmarana, che adesso inviterei qui a dirci un po' è il primo anno che Cecilia è presidente della giuria, e dirci un po' le sue impressioni sui lavori arrivati. Impressioni poche perché non ho ancora fatto i compiti, comunque invece molta contentezza di stare qua, molta impegno nel leggere i soggetti, dal soggetto parte tutto e poi anche il fatto che sia in Veneto, a Treviso e si ricordi la figura di Vincenzoni, che è stato un grandissimo sceneggiatore, molto eclettico in tutta la sua scrittura, credo un grande personaggio che io purtroppo non ho conosciuto. E quindi niente, l'impegno è non solo di leggere e cercare di selezionare il meglio che c'è, perché appunto la storia è tutto, ma anche di ricordare Vincenzoni e magari preparare l'anno prossimo al meglio il decennale per ricordarlo al meglio. Grazie Cecilia. Prego.
C'è un altro microfono però. Ho ricevuto da Massaro, è uno dei nostri giurati, che compiti l'ha fatti. Mi ha appena mandato un'email in cui è dispiaciuto di non essere presente a questa riunione, a questa conferenza stampa, saluta tutti e poi aggiunge una cosa interessante, vediamo. Dice che quest'anno, a differenza degli anni scorsi, ha trovato diversi soggetti con delle trovate particolari, con dei contenuti molto impegnativi. Poi aggiunge, credo di non eccedere se ricordo che molte volte nel corso degli anni del premio Vincenzoni, tra giurati, al momento della votazione, ci siamo trovati a lamentare nei soggetti gravi carenze di originalità. Quest'anno invece devo dire che molti soggetti hanno, diciamo, un italiano, oltre che un italiano scorrevole, anche dei contenuti piuttosto agguerriti. Poi, da par suo, come uomo di cinema, aggiunge, ho una riflessione, l'ho appena letto prima con Gatti, una riflessione mi porta comunque a considerare che i materiali narrativi affluiti nel corso degli anni al premio Vincenzoni, indipendente dalle mie personali impressioni, se ben studiati da un'equipe tecnica a livello universitario, potrebbero farci capire molto sul cambiamento dei gusti delle nuove generazioni e sul destino del cinema. Potrebbe uscirne un pregevole studio con il quale celebrare il decennale del premio Vincenzoni che si avvicina, diciamo, e poi saluta, eccetera. Mi pare che sia da un uomo del cinema come Francesco Massaro un buon viatico per noi e per il concorso Vincenzoni. Direi, vabbè, siamo in pochi, però di salutarlo con un applauso, questo Francesco Massaro che è la memoria storica del nostro concorso. Okay. Bene, grazie Luigi di questa testimonianza, di un... No, Francesco Massaro comunque, non dimentichiamo che è stato amico di Luciano Vincenzoni, quindi la sua presenza e la sua testimonianza è sempre importante perché ci riporta comunque un racconto anche della vita di Luciano Vincenzoni, sicuramente molto interessante e molto importante. Abbiamo parlato di soggetti, ma il concorso Luciano Vincenzoni ha una sezione dedicata ai compositori di musiche per film. In questo caso il terzo numero che citavo prima, 11 sono le partiture pervenute, anche queste da tutta Italia. Però non dimentichiamo che il numero può sembrare esiguo, però non dimentichiamo che qui stiamo parlando di un lavoro molto complesso, perché la partitura per la colonna sonora di un film è un'operazione complessa e richiede delle conoscenze e delle competenze che solo chi si è avviato a questa carriera possiede. Quindi in realtà dai vari conservatori sparsi per l'Italia 11 sono le partiture arrivate, che è un numero comunque interessante, dicevo, considerata la complessità del lavoro. La giuria è presieduta da Marco Biscarini. Marco Biscarini è compositore, era qui l'anno scorso, quest'anno non ha potuto esserci oggi, era qui a Venezia ieri. È l'autore della colonna sonora dei due film più importanti di Giorgio Diritti, Volevo nascondermi e L'uomo che verrà. Attualmente sta lavorando tra l'altro al nuovo film di Diritti che vedremo presumibilmente l'anno prossimo. Per parlare ancora un minuto delle colonne sonore e delle partiture arrivate, non dimentichiamo che il compito affidato ai concorrenti quest'anno era di musicare alcune sequenze del film Giù la testa di Sergio Leone, la cui colonna sonora comunque era stata scritta da Morricone. Quindi voglio dire, chi ha partecipato doveva competere con uno dei mostri sacri della musica del film. Il mostro sacro della musica del film. A questo punto io darei la parola a Pierluigi Gatti che all'interno dell'associazione
ha il compito di mantenere i rapporti con i giurati della sezione musicale. Grazie Paolo, comunque hai già detto praticamente tutto tu, nel senso che quindi sì, questa è la quarta edizione per musica per film, del concorso per musica per film, sempre riservato a giovani sotto i 35 anni. Il numero, come diceva Paolo, sembra esiguo, ma in effetti non lo è così, perché è molto complesso organizzare, mettere in musica questi soggetti, questi spezzoni di film che scelgono ovviamente i giurati. Volevo ricordare soprattutto la giuria, che è di altissimo livello, presieduta quest'anno da Marco Biscarini. Gli anni precedenti è stato Giuliano Taviani, che comunque rimane nella giuria stessa come giurato. Taviani penso che sia conosciuto da tutti, insomma, oltre che essere figlio di Vittorio Taviani, quindi ha sempre vissuto nel mondo del cinema. Poi abbiamo anche un trevigiano, Marco Fedalto, che ultimamente ha scritto anche l'inno della città di Treviso, compositore e musicista anche lui. Abbiamo quindi Gianluca Baldi, docente di composizione al Conservatorio Agostino Stefani di Castelfranco Veneto, e Caterina Calderoni, che insegna al Conservatorio. È tutta gente di altissimo livello. Gianluca Baldi, per esempio, oltre è un critico musicale, un scrittore, poeta, eccetera. Quest'anno, tra l'altro, ultimo ma non per importanza, abbiamo ingaggiato, si fa per dire, Pasquale Catalano. Pasquale Catalano è un grande musicista che forse conoscerete tutti, perché ha musicato recentemente, negli ultimi anni, diciamo così, I Bastardi di Pizzo Falcone e anche Il Commissario Ricciardi. E non è potuto venire qua neanche lui oggi perché è impegnato in altri lavori in Francia questa volta. Però contiamo tutti di averlo alla cerimonia del 26 mi pare si parla, il 26 novembre a Treviso, probabilmente al Palazzo dei 300, il simbolo proprio di Treviso stesso. E che altro posso aggiungere di questo? Che a differenza forse di qualche dubbio nella qualità dei soggetti, diciamo, letterari, così, la giuria musicale è da sempre, è molto contenta invece di come si esprimono i giovani musicisti. Anche quest'anno, parlavo con Biscarini, dice su 11 almeno 6 sono di altissimo livello. È già per noi una grossa soddisfazione avere questi. Poi è gente che già lavora, che poi io ho continuato a tenere rapporti anche con i vincitori, sono entrati nel mondo del cinema, continuano a comporre o fanno addirittura i direttori di orchestra. Quindi diciamo per noi è una grossissima soddisfazione avere questa sezione della musica per film, che tra l'altro un film, cioè senza musica non è niente, insomma è una parte fondamentale del film stesso. Insomma. Non avrei altro, penso, da aggiungere, penso anche per noi. Vabbè, ho capito, ma è Morricone, si piango ogni volta. No, invece dimenticavo una cosa molto importante, invece, che abbiamo questa collaborazione con il Conservatorio di Castelfranco Veneto. E alla premiazione ci sarà un ensemble, come gli anni scorsi, del conservatorio, dei giovani musicisti del conservatorio, degli allievi del conservatorio, che eseguiranno le musiche dei 2 vincitori e anche faranno un loro purpurri di musiche per film, ma non solo, insomma. Veramente sono molto bravi anche loro, è sempre stato, diciamo, un fiore all'occhiello anche per noi altri del Vincenzoni avere proprio questa orchestra che suona, non dico per noi, ma per i giovani, e per i giovani è altrettanto una bellissima soddisfazione trovare le loro musiche diretta da un'orchestra. Grazie Pierluigi. Abbiamo detto il 26 novembre è la premiazione. La locandina di questo evento è comunque un regalo che il grande maestro Renato Casaro ci fa anche quest'anno. Io spero che in questo momento la possiate vedere. Queste sono quelle degli anni scorsi.
in anteprima il bozzetto del... Ettore sta coordinando eccola là, il bozzetto. Voi vedete che l'immagine riprende i due protagonisti del film Giù la testa, che come dicevamo prima era il film che doveva essere musicato dai partecipanti al concorso per la sezione musica. Rappresentano i due protagonisti che sono Rod Steiger e James Coburn. Sembra una fotografia, ma in realtà è un disegno di Renato, che è sempre ha una mano incredibile. Ecco, quindi Renato Casaro, che ha concluso la mostra a Treviso proprio in questi ultimi tempi, una mostra che è durata un anno, che ha avuto grandissimo successo e che adesso, mi diceva, verrà riproposta a Matera. Questa era un'informazione che mi dava proprio l'altro giorno, e quindi la mostra si sposterà a Matera. E oggi non c'è perché è a Berlino, perché c'è un evento relativo ai film, agli spaghetti western, in particolare a Bud Spencer e Terence Hill, a cui lui era molto legato, e quindi è a Berlino. Bene, il concorso Vincenzoni è un concorso per giovani soggettisti e giovani compositori di musiche per film. I giovani sono un po' il leitmotiv dell'attività dell'associazione, e ai giovani in particolare si rivolge l'altro progetto che abbiamo chiamato Pane e Cinema, prendendolo a prestito dal titolo dell'autobiografia di Vincenzoni, per l'appunto Pane e Cinema. Tra le altre cose, Pane e Cinema è un libro godibilissimo, io non so, purtroppo non è più di facile reperibilità, immagino che tu l'abbia letto forse. È un libro che io trovo eccezionale, perché alla fine del libro, perlomeno questa è stata la mia impressione, mi sono chiesto quante delle storie che lui racconta come episodi della sua vita sono effettivamente successi a lui e quanto sono storie inventate da lui, e quando si è divertito a scriverle. Ecco, il che peraltro ci dà anche un'idea della sua capacità di scrivere, della sua fantasia nell'inventare delle storie. Bene, Pane e Cinema è il nome del progetto il nome che abbiamo dato al progetto, rivolto ai giovani studenti degli istituti superiori, a cui abbiamo proposto di avvicinarsi al mondo del cinema e al mondo della scrittura cinematografica. Coordinatrice del progetto è la professoressa Paola Brunetta, a cui adesso darei la parola per illustrarci lo stato di avanzamento del progetto e le cose fatte. Aspetta. Sì, si sente benissimo, grazie Paolo. Buongiorno a tutti. Allora, è un progetto che era partito nel 2019 per l'anno scolastico 2019-20, sempre con questo nome di Pane e Cinema, e coinvolgeva 3 istituti superiori di Treviso, ed era stato svolto in quell'anno solo nella prima parte, a causa poi dell'arrivo della pandemia, per cui i ragazzi si erano comunque cimentati nella scrittura di soggetti per il cinema, perché fondamentalmente è un progetto di scrittura di soggetti, però poi non c'era stata la parte realizzativa. Lo scorso anno scolastico l'abbiamo appunto ripreso in mano come associazione, abbiamo ampliato la rete di scuole, che adesso sono 4 istituti superiori appunto di Treviso, un liceo scientifico, 2 istituti tecnici, uno per il turismo e uno per geometri multimediale, e un istituto professionale alberghiero, e quindi sono un centinaio di ragazzi quelli che hanno partecipato e che parteciperanno ancora al progetto, guidati diciamo da una decina di docenti. La persona che è stata il nostro riferimento dal punto di vista cinematografico è stato 2 anni fa, avevamo Marco Segato, regista, e quest'anno invece era Alessandro Padovani, regista e sceneggiatore. Alessandro Padovani ha realizzato un workshop inizialmente, poi i ragazzi hanno lavorato insieme ai loro insegnanti. Ogni istituto ha prodotto 2 soggetti, per cui siamo arrivati a dicembre, dopo questo lavoro di 2-3 mesi, con praticamente 8 soggetti, che una commissione ha vagliato, e la commissione era composta, oltre che da Padovani, da 2 sceneggiatori importanti che sono Doriana Leondef e Marco Pettanello. Tra questi soggetti ne sono stati scelti 2, quelli che erano più interessanti, più uno che ha avuto la menzione speciale, e uno dei 2 è stato poi realizzato, nel senso che è diventato un cortometraggio,
e gli studenti che hanno fatto questo erano quelli della scuola che ha l'indirizzo multimediale, quindi l'Istituto Tecnico Palladio. E il risultato, lo vedremo tra pochissimo, è appunto un cortometraggio che si intitola Un altro Luca, e che è stato un lavoro collettivo, anche se vedrete che c'è un regista, ci sono gli assistenti, ci sono i ragazzi che hanno lavorato alla fotografia, però diciamo che era un lavoro collettivo di un gruppo di studenti e che è un po' il risultato, insomma, di questo percorso che appunto proseguirà in questo anno scolastico, forse con qualche variazione, adesso stiamo definendo, insomma, in questi giorni, e però insomma ci auguriamo che possa sempre continuare, perché abbiamo visto che è un progetto che è interessante, che dà soddisfazione ai ragazzi, in cui loro si cimentano, insomma, con la scrittura, e magari forse vedremo anche con altre professionalità del cinema prossimamente. E speriamo anche di aumentare il numero dei ragazzi che partecipano e il numero delle scuole. Già un centinaio è un numero significativo, insomma 4 istituti superiori, un centinaio di ragazzi e 11 docenti, diciamo sono già un numero, però noi vogliamo comunque continuare a crescere e quindi speriamo di averne ancora di più. Vediamo adesso il corto. Sì, possiamo vedere il corto. Siamo andati a una festa e... Buongiorno. Allora, i gruppi che domani consegneranno il lavoro saranno quello formato da Marica e Susanna, poi Luca e Filippo, Tommaso. Arrivederci. Stasera compagno. Poste. Ci troviamo alle 15 oggi in biblioteca. Oi. Ti sei perso una scena fantastica, eravamo in classe. Mi fa lo zucchero. Davvero.
No. Oh mio Dio. Così è veramente spettacolare. Oi, dove stai andando? Coglione, ti stavo aspettando in biblioteca. Se vai avanti così sarai uno sfigato di merda a vita. Meglio essere sfigati che pensare di essere amico di tutti come te. Nel comunicato stampa però i professori che hanno coordinato il lavoro sono indicati soltanto 3, invece sono 5. No, allora siamo 11. Parli del lavoro del cortometraggio? Sono 3, quelli del cortometraggio, sì. No, lì alla fine li abbiamo indicati tutti divisi per scuole perché il progetto complessivo ha riguardato tutti noi, diciamo, però poi invece la realizzazione era da parte di quei 3 docenti del Palladio e ovviamente soprattutto dei ragazzi, i quali volevano sottolineare questo momento di incontro che però rimane anche abbastanza aperto. Infatti poi qualcuno non era contento del finale così aperto, però i ragazzi l'hanno realizzato così volutamente per dire che questa amicizia può svilupparsi o anche no, ma comunque quell'ombra, quella specie di coscienza critica nera che accompagnava uno dei due in qualche modo si è dileguata. Ecco, poi mi ricordo che nella preparazione avevano discusso molto di come realizzare quest'ombra e ci sono delle riprese che sono fatte a seconda che siano soggettive o meno, con o senza l'ombra, perché ovviamente si vede solo in un caso e non nell'altro. Sì, ecco, è un po' un'idea, insomma, che hanno portato avanti. Ecco, poi loro ci tenevano a mostrare che il ragazzo che è più socievole, forse anche eccessivamente socievole o comunque nasconde delle insicurezze che nell'altro sono più evidenti, ma che comunque ha anche
quello che apparentemente non ha problemi, per cui questa eventuale amicizia che si crea alla fine potrebbe essere importante per tutti e due, insomma, non solo per quello che è più solitario di natura o più timido. Ecco, questo è un po' il senso, insomma. Sì, volevo solo sottolineare che questo lavoro che hanno fatto i ragazzi hanno fatto tutto loro, cioè sono tutti ragazzi che non sono dei professionisti. Ok, si vede, però voglio dire, sono tutti ragazzi che a livello di interpretazione, a livello di scelta delle musiche, a livello di luci, cioè è stato fatto tutto da loro, da ragazzi di quinta scuola superiore e senza nessun tipo di esperienza cinematografica. Ecco, sì, questo anche credo che... i due protagonisti non avevano proprio mai fatto recitazione. Sì. Ecco, quindi questo credo che sia un aspetto molto importante. L'altro aspetto da sottolineare molto importante è che i 100 ragazzi circa che hanno partecipato al progetto e che quindi hanno contribuito alla scrittura di una decina di soggetti, il risultato, i 10 soggetti che poi sono stati presentati, erano dei soggetti che secondo me avevano la dignità di soggetti e che potevano forse, adesso qui magari io esagero, potevano forse concorrere anche nel concorso Vincenzoni, devo dire. Un'altra cosa bella di questo, per me, ovviamente in relazione ai ragazzi, è stata l'incontro con la commissione, giuria, non era veramente una giuria, comunque con la commissione di esperti, appunto la Leondef, Pettenello e Padovani, che avevano letto i soggetti e per uno ne hanno parlato i ragazzi, chiamandoli quelli che li avevano scritti, dando proprio delle indicazioni utili. Se qualcuno di loro andrà davvero poi a lavorare nel mondo del cinema, ecco, penso che quell'incontro, insomma, sarà stato utile, sarà rimasto, perché li hanno proprio sviscerati in senso costruttivo, anche magari quelli meno riusciti, dicendo cosa poteva funzionare, cosa magari no. Quindi è stata anche un'esperienza formativa, al di là del lavoro in cui si sono cimentati e sperimentati, insomma. Poi una bella soddisfazione che hanno avuto, penso, questo corto è stato proiettato all'Edera Film Festival. Vero, sì, non l'avevo neanche detto. In agosto è previsto e diciamo per i ragazzi. E farà parte anche fuori concorso dei Fiati Corti, del concorso Fiati Corti di Istrana, quindi insomma... Abbiamo intenzione di proporlo di Istrana Fiati Corti, perché intanto il festival è alla ricerca, visto che c'è una sezione apposita dedicata ad autori veneti e alla ricerca di nuovi mezzi espressivi rappresentati da appunto giovani della nostra regione. E pensavamo che fosse utile che ci fosse questa, come dire, partecipazione al Festival di cortometraggi di un lavoro realizzato nell'ambito di un progetto di un altro festival, di un'altra competizione che si svolge nella nostra provincia. Io ho la fortuna, ho l'onore di partecipare ad entrambi e mi pareva cosa assolutamente da fare, da sviluppare negli anni prossimi, perché a parere personale il cortometraggio può essere inserito in una competizione al pari di quelli che riceviamo da tutto il mondo. È un prodotto chiaramente non fatto da professionisti, ma che ha delle capacità espressive che secondo me vanno valorizzate e vanno soprattutto presentate ad un pubblico diverso da quello già delle scuole. L'avete fatto anche, l'abbiamo fatto anche tramite cinema, è stato presentato al Cinema Edera, vero? È stato appena detto. È stato appena detto. Esattamente. Quindi di conseguenza merita un pubblico vasto. È un'esperienza che sicuramente come concorso Vincenzoni continueremo a fare se ne avremo le forze economiche, quelle del progetto Pane Cinema. Bene, direi che a questo punto siamo in fase di chiusura. Prima di chiudere volevo solo ricordare una cosa.
I giovani che hanno partecipato al concorso Vincenzoni nel corso degli anni, ciascuno ha poi seguito una sua carriera. Naturalmente i partecipanti in questi 8 anni, diciamo che più o meno possiamo considerare un 500 ragazzi. Le prime edizioni avevano un numero di partecipanti molto più basso ovviamente, ma su 500 partecipanti ovviamente non è possibile sapere qual è stato il percorso professionale di tutti. Però ci sono comunque dei casi che sono evidenti. Alessandro Padovani, che Paola prima citava perché sta seguendo i ragazzi del progetto Panecinema, è stato il vincitore delle prime 2 edizioni del concorso Vincenzoni. Ha realizzato un film come regista Movida e come sceneggiatore Brotherhood, che è un film comunque che è circolato. Un altro vincitore l'anno scorso con il soggetto Schegge, nella sezione, l'anno scorso il concorso Vincenzoni aveva anche una sezione dedicata ad una storia veneta. Il vincitore della sezione Una storia veneta con il soggetto intitolato Schegge è in questo momento in fase sta realizzando il suo primo lungometraggio e quindi probabilmente l'anno prossimo magari riusciremo a vederlo. Quindi anche i giovani del concorso Vincenzoni iniziano la loro carriera e proseguono questa loro carriera con successo. Bene, io ringrazierei tutti e invito tutti naturalmente il 26 novembre a Treviso per la premiazione l'8ª edizione del concorso Vincenzoni. Grazie a tutti.